In questo viaggio vi porteremo a Bosa. Questo è il nostro borgo italiano che andiamo a conoscere, pensate, di origine fenicio, del IX-VIII secolo a.C., diventato un borgo romano a tutti gli effetti. Oggi è un'importante località in provincia di Oristano, situata in una regione collinare e nello stesso tempo litoranea, nell'altopiano della Planaggia. La sua storia è veramente piena di vicissitudini. Nella storia di Bosa cerchiamo di capire chi erano i regnanti, i padroni di questo paese. E così partiamo dalla famiglia Malaspina, per passare poi agli aragonesi nel periodo feudale, per passare poi a quello spagnolo, quello asburgico e quello sardo piemontese, e così fino al XVIII-XIX secolo, fino ad arrivare all'unità d'Italia. E così Bosa si trova tra il fiume e il mare, un contrasto veramente forte tra l'acqua dolce e l'acqua salata. E quindi si arriva a Bosa, cosa da visitare? Senz'altro il castello, che risale al 1112. Attorno al castello possiamo ammirare questo bellissimo borgo di Bosa. Siamo giunti al termine e vi diamo un buon passeggio a Bosa. E stiamo andando su per visitare il castello. Questa è la via del Duomo, una via molto antica ed è un borgo medievale. Ci troviamo a Bosa. E questo paese cosa rappresenta per la Sardegna? Insomma, un paese, non so, caratteristico, antico. Per le pelli abbiamo visto un'importanza. Le pelli, le pelli sì, adesso non esiste più, però sconta. Abbiamo visto anche le nasse, vuol dire che il pesce è buono. Sì, pure che le nasse non le fanno più come prima, però ci sono. Però ancora. Si pesca. Quindi lei ci consiglia di mangiare il pesce? Di tutto, sì. Arrivederci, buona giornata. Cos'è che hai trovato? Ho i pomodori secchi, qui mi sento in Sicilia io, ma siamo in Sardegna. Guarda che belle, fanno un profumo. Vedi come li conserva. Ce l'asciuga troppo. Ma lo forma loro il sale, ovviamente. Se invece lei le roba vanno fino a noci.
prima di lasciare Bosa non potevamo fare altro che andare a gustare la cucina variatissima e ricca di Bosa. Ciao!